benvenuti. Ladies and gentlemen, torniamo con un gruppo tutto al femminile a questo punto. Sono già state nostre ospiti un po' di tempo fa, se non sbaglio, vero? Eravate già venute, forse eravamo sottoterra, però diciamo nella Zenith Room, che adesso vedrete poi quest'inverno ha subito tutta una serie di modifiche, migliorie, insomma, poi quando torneremo giù sarà bello, ma adesso ci abbiamo finalmente all'aperto. Ladies and gentlemen, un grande applauso per le Soundscape 2.0. Oh, benvenute, benvenute, benvenute. Adesso diciamo noi questa sera ascolteremo un estratto da quella che è la vostra produzione che mi ha lasciato cos'era un annetto e mezzo fa circa. Chissà che cosa avete anche voi ristrutturato la sala prove, avete fatto delle cose del genere, vi siete fatti aiutare da un po' di amici o avete fatto tutto voi? Sempre tutto voi, mamma mia. E allora adesso con che cosa vi presentate? Qual è il primo brano che dedicate qui alla piazza e anche allo streaming, perché siamo in streaming su cortocorto.it. Con che cosa cominciamo? Con che tipo di atmosfera? Allora, questa è un'atmosfera un po' insolita per noi, ma cominciamo allegre. È un pezzo quasi vedi? country e si chiama Dr. Jekyll e Mrs. Hyde. Dr. Jekyll e Mrs. Hyde, signore e signori, le Soundscape 2.0. You're involved. Love's his chase and hunt after a parade. There's really just a few steps away. Love's a game for hounds with a well-trained nose who likes to chase and hunt. Just because lustful poker faces and big fantasies gives you mirrors and glasses, and it's cops and robbers, and it's blues and white. It's Jesse James running away with Star, and it's high school whiskey, and it's Bonnie and Clyde. While Billy Cook and Calamity Jane, Dr. Jekyll and Mrs. Hyde. No tougher version of hide and seek, in which you ride as long as you feel weak, oh so weak. Love's a thriller novel and a catchy plot, but if you ask me if my love is fiction, well mine is not. And it's cops and robbers, and it's blues and white. It's Jesse James running away with Belle Star, and it's high school whiskey, and it's Bonnie and Clyde.
Soundscape 2.0, questo hai detto bene, un pezzo quasi country, effettivamente. Cosa avete fatto? Un viaggio tutti insieme? Cosa è stato? Vi ha ispirato un romanzo o magari un disco stesso? C'è stato comunque effettivamente, come dire, un cambio di sapore anche rispetto a quello che mi ricordavo, anche se quella natura diciamo un po' più dark vi resta sempre appiccicata, Infatti, per non deluderti adesso ne facciamo uno darkissimo. Oh, ecco, ritornate sempre su quello che era, diciamo, il vostro primo amore, diciamo, il vostro primo amore, uno darkissimo, che però, insomma, voi suonate con strumenti, diciamo, non è che siete proprio un gruppo, diciamo, né new wave, né, insomma, con strumenti tradizionali, acustici, pianoforte, tutto qua, tutto come si deve, però, diciamo, poi l'impronta è un po' dark. In questo caso, a che nome risponde questo dark? Come si intitola questa canzone? Sì, questa si chiama Obsessed. Obsessed, che sarebbe ossessionata. Signore e signori, le Soundscape 2.0 entrano nelle loro sessioni con questa Obsessed. Just for a while, think about yourself. You got something to hide. Obsessed by what I do, obsessed by what I think, obsessed by pain I fight. Following the mass, your thoughts now are crushed with all of your dreams. No personality, then formality. This isn't you anymore. Stop fighting yourself again. Erase the time they have put on you. You're right in your own way. You will understand it soon. Don't hit your head in the sand. You'll even hide yourself under another face. No matter what they do, no matter what they say, no matter when there's a fight. So what is worrying you? Don't strive to be like them. Strive only to be yourself. So what is worrying you? Don't strive to be like them. Strive only to be yourself. Stop fighting yourself again. Erase the time they have put on you. All right in your own way.
Obsessed. Questa è una cosa di ossessione praticamente, sempre le Soundscape 2.0 qui al Salotto. Allora io volevo così, visto che poi i gruppi quando arrivano qua al Salotto insomma si conoscono, c'è sempre un po' di scambio. Com'è andata oggi? Avete recuperato un po' di CD degli altri gruppi? Avete preso vi siete scambiati un po' di roba? Voi avevate il vostro CD da dare? Abbiamo fatto scambio dischi. così C'è stato ci uno scambio ascoltiamo. equo e solidale, diciamo, quindi chi lo sa che poi magari non andate a suonare a Lissone, è vero che comunque poi mirare su vedere se si sbattono poi due Maurizi, è vero, vi fanno un po' trovare. E beh, anche questo diciamo poi è il bello, perché in effetti andare a suonare ormai, soprattutto se non hai una situazione più che strutturata, è molto difficile, quindi anche queste sono occasioni magari poi per scambiarsi numeri, avere contatti, e chissà che non vi vedremo in streaming da Lissone tra un paio di mesi, magari per Natale, vediamo un po'. Noi non ci portano in giro perché ci devono pagare la cena e mangiamo tantissimo. Tantissimo, no, vabbè dai, stasera ce la siamo cavata, la padella è tornata indietro, quindi direi che siamo stati ancora bravi. Allora, continuiamo con questa atmosfera dark, o ci mettete qualcosa di un po' più speziato, visto che abbiamo parlato di cucina? Ah, stavolta ne facciamo una addirittura in italiano, pensa quanto siamo buone. Sì. Incredibile, una canzone in italiano. Sì, perché viene dal nostro ultimo CD che ha le stesse 4 canzoni, però in versione italiana e in versione inglese. Beh, e allora una abbiamo deciso di farla in italiano stasera. Un CD bilingue questo che avete fatto, un CD bilingue che chiaramente è aperto tutto il e posso pronunciarla bene quindi questa canzone qua, perché in italiano non dovrei riuscire. Come si intitola? Si chiama Uragani. Uragani, non È fatelo facile. sentire a mio figlio che quello è spaventato dagli uragani. Uragani, signori e signori, Soundscape 2.0. Non ci si bagna mai 2 volte nello stesso fiume e un aquilone non cavalca mai lo stesso vento. L'altalena era più grande quando eri bambino. Oh, 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 oh. Tutto passa. Oh, 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 oh. In un momento mi sembrava che ogni cosa fosse andata a posto, poi come un mandala il vento ha scombinato tutto. Ho ingoiato sabbia rossa e non ho nascosto. Oh, 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 che è stato brutto. Oh, 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 ma accada ciò che accada. Uragani su uragani non importa, soffieranno sulla strada, noi li aspetteremo in piedi sulla porta. Dopo tutto quello che di buono e bello abbiamo fatto, dopo quello che è stato per me così perfetto, tutto il tempo strette fianco a fianco nel ritratto, nei uragani, le tormente ci potranno fare niente. Lo sappiamo che fidarci non è il nostro forte, ma ci sono cose molto più forti e certe, come la certezza che se un giorno vanno storte. Oh, 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 noi siamo esperte. Oh, 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 quindi vada come vada. Uragani su uragani fate pure, inondate la nostra strada, contro vento allacceremo le cinture. Dopo tutto quello che di buono e bello abbiamo
Uragani che ci ha anche permesso così di scoprire questa vostra matrice, diciamo, bilinguistica, perché anche c'è la possibilità di sentire canzoni sia in inglese che in italiano, che chiaramente non è proprio una traduzione, avete dovuto adattare il testo, no? Però più o meno, diciamo, Sì, il l'impianto, senso la storia è è quella. quello, le rime cambiano. Le rime cambiano e quindi avete fatto anche questo lavoraccio di traduzione che comunque non è un lavoro scontato. Adesso i prossimi appuntamenti che magari vogliamo ricordare anche al pubblico da casa che ci sta seguendo, delle cose da segnarsi, quali sono? Andiamo in trasferta, che bello. Oh. Allora, questo sabato suoniamo ad Aosta. Oh, a Aosta. Sì, per una libreria, in una piazzetta dominata da una libreria. Trovate tutto comunque sulla nostra pagina Facebook. E invece il 21 di settembre siamo in provincia di Savona. Quindi come quello, cos'è, l'equinozio praticamente, quello d'autunno, il 21 di Credo settembre. che sia il 23. È il 23 quello giusto, però diciamo il 21 che poi si entra, vedi che è proprio astrologica lei. Comunque diciamo giù di là, intorno all'equinozio, che sarebbe poi il 21 esattamente, voi sarete a Savona, quindi al mare finalmente, al mare, bellissimo, A bellissimo. farci rimpinzare di pesce. Proprio siete partiti. Mi sono andato in un ristorante lì a Savona. No. Brave. Quindi ecco, anche questo segnatelo, se avete un ristorante potete avere cioè un contratto particolare, che le Soundscape sono abbastanza di bocca buona, mettiamola così. Allora, delle buone forchette. Allora, con che cosa finiamo? Con un brano culinario, spero, un brano che parla di cucina a questo punto. Sì, No. a questo no, perché No, ho di detto cucina. sì, non lo so, perché ho detto sì, ho sentito cucina, ho detto subito Sì, sì. perché Allora, questo ha una particolarità, ovvero che la nostra chitarrista multitasking suona anche il flauto. eccezionale. Si chiama Never Name Before. La curiosità è che questo gruppo secoli fa si chiamava come questo brano. Ah, Never Met Before. Quindi avete perso, diciamo, quella pelle lì che però vi è rimasta come canzone e quindi l'ascoltiamo. Never Met Before, anche col flauto Never traverso. Name Before. Attenzione, signori e signori, le Soundscape 2.0. Lost in your clearness, wondering when you try to knock at the doors, but no one opens to you. Stop the darling twice and figure out what to do. No time to walk, no time to run. Go and forgive yourself. Open your eyes, embrace not real. Look at the sky, understand that you're not here. Nobody knows, nobody sees. You don't exist for them. You're like a shadow, yeah, that's the truth. You're invisible for them, for us, for them, for me. 'Cause you have never dreamed before, never lied before, never thought before, never cried before, never lived before, never lived before, never screamed before. 'Cause you were never searched before, never screamed before, never heard before, never seen before, never touched before, never played before, never named before. Change your future, bury your ego, break your nature, abandon your errors. 'Cause you have never dreamed before, never loved before, never thought before, never cried before, never
never believe before, never scream before, 'cause you have never dreamed before, never laughed before, never thought before, never cried before, never lived before, never believed before, never screamed before, 'cause you were never searched before, never screamed before, never heard before, never seen before, never touched before, never played before, never named before. Soundscape 2.0, grazie veramente mille, thank you very much, buona continuazione, buoni concerti, ricordiamolo, sarete tra pochissimo ad Aosta, poi il 21 di settembre se non ricordo male a Savona, seguitele, mandatele eventualmente sia dei feedback ma anche delle cose buone da mangiare, perché diciamo Anche loro consigli dei ristoranti, Il no? messaggio arriva. loro apprezzano. Grazie ancora e arrivederci, a prestissimo. Noi adesso facciamo un breve cambio palco e poi sarà la volta dell'ultima band ospite questa sera al salotto, ovvero la Momo Rock Band.